Asiago è ufficialmente la città del formaggio. A sancire l'intitolazione l'ONAF, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi, che va a dare un valore aggiunto ad Asiago e a tutto l'altopiano, sancendo l'eccellenza, la qualità e la peculiarità di un formaggio conosciuto e amato in tutto il mondo, che porta il nome della terra dove è prodotto. Un volano per l'economia delle terre di montagna altopianesi. È un riconoscimento veramente che ci onora e ci dà la dignità del lavoro di tutti i nostri allevatori, dei nostri malghesi, dell'intera filiera. È un riconoscimento che sposa benissimo anche le azioni di marketing territoriale che stiamo compiendo attorno all'identità più rappresentativa del nostro territorio, quale è la malga. È il momento anche per spiegare al cittadino consumatore che per avere prodotti di qualità, per avere anche una gestione del territorio come viene fatta nelle nostre malghe, c'è bisogno di grande lavoro, di grande professionalità, ma anche di grandi costi. La targa sarà fissa all'ingresso della città di Asiago che fa parte di 14 località italiane, produttrici di formaggio che porta il loro nome, che si sono proposte all'ONAF. Questo deve essere un motivo di traino per valorizzare il prodotto e anche il turismo. Usciamo da un periodo terribile e nel nostro piccolo pensiamo che questa sia un'iniziativa che è partita con grande entusiasmo e quindi può sicuramente essere utile al territorio. Forte l'emozione del presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, nominato per l'occasione maestro assaggiatore del formaggio, Fiorenzo Rigoni, uno che di formaggio se ne intende e parecchio. Sei lustig mein Herz, il mio cuore è veramente molto felice. È un riconoscere e ritornare a una consapevolezza di una grandissima cultura che qui si è espressa e ancora si esprime. E con l'occasione sono state consegnate anche le chiavi ai malghesi che a breve apriranno le malghe sull'altopiano, facendo partire così la stagione estiva tra pascoli, boschi, sentieri, latte e immancabile formaggio.